Ben ritrovati dalla redazione, di nuovo massima allerta nella fortezza per furti e truffe. A destare preoccupazione la segnalazione di una residente di Gradisca di Sonzo che ha denunciato un tentativo di raggiro ai danni della madre anziana. L'episodio è stato riferito ai carabinieri della compagnia della cittadina della fortezza, ma la donna ha anche deciso di lanciare un appello sui social per mettere in guardia la cittadinanza e sensibilizzare sul rischio di truffe ai danni delle persone più vulnerabili. Procedura di liquidazione chiusa la prossima settimana e firma del passaggio delle quote azionarie entro giugno, con l'impegno a garantire la piena occupazione. La trattativa fra la Svizzera U-Blox e l'irlandese Trasna procede e la firma di un contratto preliminare ha convinto il liquidatore Ettore Del Borrello ad archiviare il percorso che avrebbe portato alla chiusura dell'impianto di Sgonico. Resta in piedi la procedura di licenziamento collettivo, ma la speranza è che si tratti a questo punto solo di una prudenza di U-Blox in attesa di avere piena certezza sul coronamento della cessione del sito, dove oggi lavorano 175 ingegneri e i tecnici esperti di tecnologia cellulare. Mentre sono alle battute finali i lavori che hanno dato vita alla pista ciclabile che collega Piazza Garibaldi con Piazza Foraggi, il Comune di Trieste ora si concentra sul progetto di quella bidirezionale che intende realizzare lungo Via Giulia, consentendo a chi si muove in bicicletta di uscire da Viale 20 Settembre e imboccando Via Margherita di immettersi proprio sul lato destro di Via Giulia, raggiungendo così l'area della Rotonda del Boschetto. Il progetto è fermo dal 2006. Risale ad allora infatti l'idea di far viaggiare in sicurezza i ciclisti su una delle vie cittadine a più alto tasso di incidentalità. Nel solo 2024 gli è stato registrato un incidente mortale ai danni di un motociclista e l'investimento di un pedone ridotto ad uno stato vegetativo. Dal prossimo 26 giugno verrà ripristinato il servizio di collegamento marittimo tra Trieste e le principali località costiere di Slovenia e Croazia, un'opzione di mobilità sostenibile attesa da cittadini e turisti. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante in merito alla conclusione della procedura negoziata che ha portato all'individuazione del nuovo operatore per il servizio transfrontaliero. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo coperto con piogge deboli o moderate, più continue ed abbondanti verso le prealpi Giulie ad est, quota neve sui 1500 metri circa. Nel tardo pomeriggio precipitazioni meno probabili, mentre nella notte verso domenica saranno più probabili e consistenti. Soffierà vento da sud moderato sulla costa e da sud-ovest in quota, ridotta escursione termica. Temperature minime in pianura fra 6 e 8 gradi, sulla costa fra 8 e 10, le massime in pianura fra 10 e 12, sulla costa fra 12 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.